Buonasera da Telecolor, nuova edizione di Sicilia 24, questi i titoli del giornale. Il sindaco di Catania Enrico Trantino vara la giunta ai partiti della coalizione, 2 assessorati ciascuno, uno alla DC, il vice sarà Paolo La Greca, domani il giuramento in municipio. Scontro tra Cateno De Luca e la Regione sugli spettacoli a Taormina. Il sindaco vieterà dal 1 luglio l'utilizzo del suolo pubblico per accedere al teatro antico. Confisca da 18 milioni di euro della DIA di Catania agli eredi di Vincenzo Guglielmino, imprenditore nel settore dei rifiuti, deceduto nel 2018 per il volto imprenditoriale del clan Cappelli. Non solo il calcio, nei progetti di Ross Pellighere, il presidente del Catania è interessato a investire sulla perla ionica e sulla Blue Tech di Termini Imerese. Non subirà la sospensione dalla carica il neosindaco di Acireale Roberto Barbagallo per l'Avvocatura dello Stato, la legge Severino è inapplicabile al suo caso. Luca Tabbiani è il nuovo allenatore del Catania, ha ufficializzato l'accordo con l'ex tecnico del Fiorenzuola, contratto biennale. Ancora buonasera da Telecolor, tanti ex e pochi volti nuovi nella giunta nominata a Catania dal sindaco Trantino. Il suo vice sarà il docente di urbanistica, l'ingegnere Paolo La Greca. Francesca Magri. Il rebus si è sciolto, Catania alla sua giunta. A 18 giorni dalla sua elezione il sindaco Enrico Trantino è finalmente riuscito a far quadrare i conti politici e ha nominato i 10 assessori che comporranno la sua squadra. In un complicato esercizio di equilibrismo tattico all'interno dei singoli partiti di centrodestra che sostengono il nuovo primo cittadino, si è dunque trovata la sintesi. In campo tanti ex, volti già noti a Palazzo degli Elefanti, poche le novità. Trantino ha scelto come suo vice l'amico ingegnere Paolo La Greca, docente di urbanistica all'Università di Catania, che prende uno dei posti destinati a Fratelli d'Italia su esplicita richiesta proprio di Trantino. In quota autonomisti entrano Bruno Brucchieri e Alessandro Porto, già ex assessore alla Polizia Municipale nella giunta pugliese. Per la Lega i posti sono 2, Andrea Guzzardi e Giuseppe Gelsomino, entrambi dell'area San Martino. Nulla da fare per Fabio Cantarella, che fino all'ultimo ha provato a entrare in giunta cercando l'intercessione di Matteo Salvini. 2 nomi sono legati a Fratelli d'Italia, l'uscente Sergio Parisi e Viviana Lombardo, anche lei già assessore dell'area Galvagno e figlia d'arte. Il padre Nuccio è stato componente dell'ultima giunta Bianco. In campo per Forza Italia Giovanni Petralia, rieletto al Consiglio Comunale, appartenente al gruppo politico dell'assessore regionale Marco Falcone, e Salvatore Tomarchio, primo dei non eletti all'Ars con i forzisti, nome indicato dal governatore Schifani e uomo vicino al deputato regionale Nicola D'Agostino. Infine chiude il cerchio l'avvocato Giuseppe Marletta della Nuova Democrazia Cristiana, anche lui un ex della giunta Stancanelli. A Marletta andrà il bilancio, una delle deleghe di maggior peso viste anche le ultime esperienze che hanno portato l'ente al dissesto finanziario. Queste le altre possibili deleghe: a Parisi i lavori pubblici e la gestione dei fondi del PNRR, a Gelsomino il commercio, a Guzzardi l'edilizia scolastica e le politiche giovanili, a Porto la polizia municipale e il decentramento, a Lombardo il personale e l'innovazione tecnologica, a Brucchieri i servizi sociali, a Tomarchio i rifiuti e a Petralia le manutenzioni. Il nuovo esecutivo presterà giuramento nelle mani del sindaco Trantino e del segretario generale del comune Rossana Manno sabato alle 10 nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti. Fondazione Taormina Arte, palacongressi, grandi eventi, sono diversi fronti di scontro tra Cateno De Luca e la Regione. L'ultimo è quello degli eventi al Teatro Antico. Il sindaco infatti di Taormina ha deciso che vieterà l'utilizzo del suolo pubblico per accedere al Teatro Antico. Ce ne parla Francesco Triolo. Un tema che dipende solo dalla Regione, perché io ho chiesto che venisse nominato un commissario, l'ho detto ieri alla sovrintendente, in modo tale che le attività possano continuare. Se la Regione non vuole nominare un commissario è un problema della Regione, se salterà tutta la programmazione è un problema della Regione, non di Cateno De Luca. La battaglia sulla Fondazione Taormina Arte sembra solo all'inizio e Cateno De Luca fa la prima mossa, passando la palla al presidente della regione Renato Schifani. Ieri, dopo la mancata modifica dello statuto, come richiesto da De Luca, l'annuncio che il comune di Taormina uscirà dalla fondazione. Oggi pomeriggio la minaccia: dal 1 luglio niente grandi eventi al Teatro Antico di Taormina, come con una ordinanza che vieta l'attraversamento del suolo pubblico per raggiungere il teatro. Suolo pubblico, dice De Luca, che è del comune di Taormina. Dal neosindaco della Perla quindi l'attacco
attacco al presidente Schifani, che per De Luca sta continuando a proteggere la gestione politico-affaristica di tutti i siti archeologici siciliani nelle mani di alcune società private e di alcuni impresari degli spettacoli che fanno affari pretendendo che i comuni debbano subire i costi per garantire l'ordine pubblico, il decoro urbano e lo smaltimento dei rifiuti. De Luca nei giorni scorsi aveva paventato l'ipotesi di richiedere la gestione in ausa al comune di Taormina del Teatro Antico, perché da quegli introiti vorrebbe trovare le risorse per potenziare i servizi di vigilanza e mobilità nel territorio, visto che oggi può contare su appena 3 vigili urbani. Ma c'è un altro terreno di scontro ed è il Palacongressi. Il TAR di Catania ha rigettato la richiesta di Aditus contro il comune di Taormina per ottenere l'annullamento dell'affidamento in concessione. Avevamo detto che la giudicazione del 19 di maggio, a qualche giorno dalle elezioni, era una grande forzatura e infatti il TAR ci ha dato ragione. Io quando mi sono insediato ho fatto una nota ai responsabili del procedimento e ho posto solo un quesito: se era legale mettere a gara per 9 anni un bene senza vulnerabilità sismica, senza da questo punto di vista anche agibilità. Adesso la pagina della cronaca. Beni per 18 milioni di euro sono stati confiscati dalla DIA di Catania agli eredi dell'imprenditore Vincenzo Guglielmino, deceduto nel 2018 e ritenuto affiliato alla criminalità organizzata. Simona Mazzone. Un patrimonio di circa 18 milioni di euro, tra cui 2 aziende operanti nella raccolta e gestione dei rifiuti, numerosi immobili, un autoveicolo e rapporti bancari e finanziari, è stato confiscato dagli agenti della DIA agli eredi di Vincenzo Guglielmino, un imprenditore catanese deceduto nel 2018, operante nel settore della raccolta di rifiuti solidi urbani e ritenuto affiliato alla criminalità organizzata. Guglielmino nel 2017 era stato arrestato nell'ambito dell'operazione Piazza Pulita, coordinata dalla DDA di Catania, ritenuto responsabile di tentata estorsione e danneggiamento aggravati dal metodo mafioso in collaborazione con il clan Trigila, ai danni di una società che gestiva il servizio di raccolta rifiuti a Noto, in provincia di Siracusa. Poi nel 2018 l'uomo è stato nuovamente arrestato dalla DIA nell'ambito dell'operazione Gorgoni per concorso in corruzione, in turbativa d'asta e intestazione fittizia di beni, reati tutti aggravati dal metodo mafioso perché in affiliazione con il clan Cappello, tanto che il giudice per le indagini preliminari lo definì il volto imprenditoriale del clan Cappello. Da una parte l'uomo riceveva protezione riuscendo ad ottenere l'affidamento di importanti appalti pubblici, dall'altra la criminalità che veniva sostenuta economicamente. Gli accertamenti patrimoniali hanno dimostrato una marcata sproporzione tra i redditi dichiarati dall'imprenditore e dal proprio nucleo familiare e l'imponente impero economico accumulato negli anni, coinvolta anche la famiglia del genero dell'imprenditore, risultata titolare della gran parte dei beni confiscati. Nel corso dell'incontro sul futuro di Catania, protagonista assoluto è stato il presidente del Catania Calcio, Ross Pelligra. Ufficializzato il suo ingresso in Confindustria, si è parlato anche degli interessamenti concreti per la Perla Ionica e l'ex Blue Tech di Termini Imerese. Marco Carli. Pelligra non solo calcio, con l'ingresso dell'imprenditore italo-australiano in Confindustria Catania si delinea anche il progetto che va al di là della squadra rossa-azzurra, che coinvolge il territorio a partire dalla Perla Ionica. Ci sono ancora 2 mesi che dobbiamo superare, ma siamo già alle fasi finali. Il quadro è quello di una trattativa allineata. Pelligra, che lascerà Catania domenica, parlerà anche con i soci del gruppo in Australia, si stima un investimento di 80-100 milioni. E poi c'è l'ex Blue Tech, qui si parte da un bando e da una capacità che Pelligra ha nel suo gruppo e che ha già fatto molte volte in Australia. Costruzione ma anche riqualificazione dei capannoni industriali. L'obiettivo è anche aiutare le piccole imprese. Sono ottime opportunità di investimento qui, siamo molto emozionati e anche incuriositi dall'investire qui. Se poi la holding non riuscisse a vincere il bando per l'area di Termini Imerese, guarderebbe ad altri investimenti. Temi del meeting sulla Catania del futuro, anche il centro sportivo. Sì, abbiamo individuato, siamo alle fasi finali di scelta, ci sono appunto dei luoghi che abbiamo già evidenziato e per noi è molto importante appunto decidere, fare la scelta giusta e stiamo proprio nelle ultime fasi. Fra le aree preselezionate ci sarebbero anche dei terreni vicino all'aeroporto. La zona piace alla dirigenza per la possibilità di essere raggiunta dalle famiglie e sarebbe anche un bel colpo d'occhio per chi arriva via aereo a Catania.
La rete ferroviaria italiana ha aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'interramento della linea tra Catania Acquicella e Bicocca nel nodo di Catania al raggruppamento di imprese composto da Eteria Consorzio Stabile SkyRL, Capogruppo Euroferroviaria e Salcef. L'appalto ha un valore di 370 milioni di euro ed è parte integrante del nuovo collegamento ferroviario Palermo-Catania-Messina. L'intervento consiste nell'interramento del tratto ferroviario interferente con il prolungamento della pista aeroportuale di Catania Fontana Rossa e con la realizzazione di una galleria artificiale e delle trincee per circa 3 chilometri. Ci spostiamo adesso ad Acireale. Il neosindaco Roberto Barbagallo non sarà sospeso. Il prefetto Librizi, dopo aver sentito il parere dell'Avvocatura dello Stato, si pronuncia su uno dei candidati più discussi delle ultime amministrative. Arrestato nel 2018 e condannato in primo grado per la prefettura, la legge Severino non si applica ai reati tentati e non consumati. Emanuela Corsi. Il primo cittadino di Acireale non sarà sospeso. Il parere della prefettura di Catania sul neoeletto sindaco Roberto Barbagallo arriva nel giorno della sua proclamazione. Come spiegato alla stampa dal prefetto Librizi, Barbagallo non rischia la sospensione perché la legge Severino non si applica ai reati tentati e non consumati. La vicenda trae origine dal 2018, durante il primo mandato di Barbagallo, quando fu arrestato e poi condannato in primo grado per richieste illecite a un vigile urbano e indagato per false rivelazioni di segreto d'ufficio. La prefettura, che aveva congelato la sospensione dopo aver acquisito il parere dell'Avvocatura di Stato, si è pronunciata dichiarando che non ci sono i presupposti normativi per la sospensione o lo scioglimento. Un esito atteso con fiducia da Barbagallo su una vicenda che lo ha accompagnato durante tutta la campagna elettorale. Noi eravamo convinti di tutto questo. La cosa che ci dispiace è che in campagna elettorale il tema della Severino è stato utilizzato per abbattere il nostro progetto politico. Questo ci dispiace molto perché ritengo che molti consensi li abbiamo persi per questo grado di incertezza che c'era in città. Siamo riusciti comunque a raggiungere l'obiettivo, siamo al lavoro, stiamo facendo il possibile per la città di Acireale, abbiamo nominato già ieri la giunta, ognuno ai propri posti, sta svolgendo la propria attività, stiamo facendo una ricognizione del bilancio di tutte le attività che la vecchia amministrazione ha lasciato e andiamo avanti con il coraggio di sempre. Barbagallo non nasconde una punta di amarezza per il clima avvelenato durante l'ultima campagna elettorale e un passato doloroso. Può succedere a chi gira di trovarsi in un chiosco piuttosto che in un bar a prendere un caffè e salutare magari una persona di cui non si conosce insomma la sua il suo essere o anche se lo si conosce comunque il saluto si lascia, si dà. E poi ribadisce: sono distante da certe cose che hanno fatto male a me, alla famiglia, a tutti i cittadini e alla città di Acireale, perché Acireale non è come è stata dipinta e descritta da qualcuno che arriva da fuori e non la conosce. Ci fermiamoci alla pubblicità e torniamo subito dopo. Seconda parte del telegiornale, 5 milioni per interventi sul costone lavico della Timpa di Acireale che sovrasta Santa Maria alla Scala. L'intervento mira ad arginare il rischio frane nella frazione marinara di Acireale. Emanuela Corsi. 5 milioni di euro per mettere in sicurezza il costone lavico della Timpa di Acireale che sovrasta le abitazioni della frazione di Santa Maria la Scala. Il finanziamento è stato stanziato dal commissario di governo per il dissesto idrogeologico della regione siciliana, che ha riconosciuto l'importanza di un intervento tanto atteso dalla popolazione locale. Qui non occorrevano poche somme per tappare un buco, qui serviva a risolvere il problema in maniera strutturale. 5 milioni penso che sia la cifra giusta. Saranno lavori di messa in sicurezza del costone e proteggeranno il borgo di Santa Maria la Scala. In passato si sono verificati diversi episodi di crollo di massi e pietre dal costone. Alcuni sono finiti sulle abitazioni, fortunatamente senza causare danni ingenti o feriti. La fragilità dell'area imponeva da tempo una risposta da parte della Regione per la sicurezza dei cittadini. Alcune frane recenti, 2016-2019, hanno colpito anche alcune abitazioni. Il rischio che qualcuno possa farsi veramente male o qualche abitazione possa essere distrutta è seria. La messa in sicurezza della Timpa, sovrastata
sovrastante Santa Maria la Scala è stata sollecitata da più parti, dai cittadini, dal parroco e anche dal comitato spontaneo nato per risolvere la problematica. Pioggia e umidità compromettono il raccolto delle ciliegie alle falde dell'Etna, alberi carichi di frutti in gran parte destinati al macero per le spaccature causate dal maltempo. Macchinari fermi nelle fabbriche, a Sant'Alfio è stata pure posticipata la tradizionale sagra. Ce ne parla De Mana. Macchinari fermi ed alberi carichi di ciliegie che però sono già spaccate e quindi destinate ad andare al macero. Oltre alla drosofila, il temuto moscerino della frutta, i produttori di Sant'Alfio, risparmiati quest'anno dalla cenere lavica dell'Etna, fanno i conti con il meteo pazzo che ha già azzerato la prima e seconda produzione a maggio, rischiando seriamente di compromettere anche il raccolto di giugno. Le piogge fuori stagione e l'alto tasso di umidità stanno causando l'effetto cracking, spaccatura, e buona parte del prodotto che vedete in questi alberi alle falde dell'Etna potrebbe essere distrutto. Aprendosi non si possono più raccogliere, non è più permesso la commerciabilità del prodotto e va tutto a male. E sono già gravi le ripercussioni che a cascata ricadono sui consumatori. Un anno orribile per le ciliegie, con una produzione molto limitata, per una legge di mercato automaticamente il prezzo è lievitato tantissimo, siamo intorno agli 8 e 10 euro al chilo. L'aumento delle temperature, ovviamente senza i temuti picchi di calore, potrebbe ancora salvare una parte della produzione ed è questo l'auspicio degli addetti ai lavori, mentre a Sant'Alfio gli organizzatori della sagra della ciliegia, in calendario sempre a giugno, sono stati costretti a posticiparla all'8 ed il 9 luglio. Desolatamente vuota questa fabbrica alle falde dell'Etna, dove non si vede l'ombra di un operaio ed i mezzi sono tristemente fermi. Quest'anno, ripeto, purtroppo siamo fermi a causa delle avversità del maltempo, ma l'anno scorso eravamo più di 7 operai qui che lavoravano come nostri dipendenti nell'azienda. Adesso è tristemente fermo, si spera di poterlo avviare quanto prima. Sì, noi speriamo sempre che non si creino troppi danni e di essere produttivi, si spera, nella prossima settimana. E sono continue le riunioni tra istituzioni e rappresentanti dei consorzi di tutela per cercare di salvaguardare la ciliegia dell'Etna, unico marchio DOP in Italia, con i paesi arabi interessati ad un prodotto sempre più richiesto ed apprezzato all'estero. E il Corpo Forestale della Regione ha sequestrato a Caltanissetta 2 tonnellate di ciliegie dalla tracciabilità irregolare. I militari hanno intercettato e verificato un consistente carico di frutta proveniente dalla Puglia per verificarne l'origine italiana o extranazionale. Da questo controllo di routine sono state riscontrate ancora una volta irregolarità della normativa europea sulla tracciabilità del prodotto. Si è provveduto quindi a circoscrivere la zona e sequestrare la merce per un totale di quasi 2 tonnellate. Le ciliegie in buono stato di conservazione sono state destinate alla parrocchia Santa Croce di Caltanissetta per la mensa dei poveri, mentre quelle andate a male e non più commestibili sono state distrutte. Ancora uno stacco per la pubblicità, torniamo con il calcio. Rieccoci in studio, siamo al calcio. Il Catania ha ufficialmente scelto il nuovo allenatore. Si tratta di Luca Tabbiani, ex tecnico del Fiorenzuola, accordo biennale. De Mana. Ieri la risoluzione contrattuale con il Fiorenzuola, oggi l'annuncio. Luca Tabbiani, nato a Genova, 44 anni, è il nuovo allenatore del Catania. Per lui un contratto biennale con la società rosso-azzurra che punta forte sul tecnico ligure che ha vinto la concorrenza di Javorčić. Esperienza da vendere in Serie C, Tabbiani predilige un 4-3-3 parecchio offensivo con gli esterni abili ad inserirsi nella manovra, affidandosi spesso alla difesa alta con centrocampisti velocisti ed esterni d'attacco mobili in grado di saltare l'uomo. L'ormai ex tecnico del Fiorenzuola porterà con sé il vice Coppola, ma potrebbe trovare alcuni elementi dello staff di Ferraro, quest'ultimo sarebbe molto vicino alla Cavese. L'assetto tattico di Tabbiani potrebbe garantire la permanenza a Catania di alcuni protagonisti dell'ultima stagione di Serie D. Gli indiziati principali sono senza dubbio De Luca e Russotto, in avanti potrebbe avere una chance Sarao, magari come vice degli eventuali nuovi acquisti Patierno o Caturano. Su questo stanno lavorando il vicepresidente Grella, il DS Laneri ed il direttore generale Carra, che hanno intensificato gli sforzi in queste ore per mettere il primo tassello del nuovo Catania. Tabbiani verrà presentato alla stampa subito dopo la firma del contratto, poi verrà ufficializzata anche la composizione dello staff tecnico.
E ancora incerto è il futuro del Messina, possibile una nuova trattativa per la cessione della società tra il presidente Sciotto e l'imprenditore Mannino. La società intanto ha avviato le procedure per l'iscrizione al prossimo campionato. Sergio Colosi. Dal patto di riservatezza al volo degli stracci con comunicazioni ufficiali, il passo è stato breve. Ad interromperlo, dopo averlo richiesto, il presidente del Messina Pietro Sciotto, che in merito alla cessione del club ha accusato l'imprenditore Fabrizio Mannino di non avere fornito adeguate garanzie. Mannino in conferenza ha risposto ai presenti con un certificato bancario sulla sua reale forza economica, ma spiegando che i debiti della CR non ammontano ad 1.200.000 euro come dichiarato da Sciotto, ma a 2.800.000 euro, frutto della due diligence richiesta da Mannino, comunque ancora pronto al dialogo per acquistare il Messina. Sciotto invece ha ripreso contatti con Manuele Ilari, l'altro imprenditore che nell'ultimo periodo si è defilato dopo una proposta irrispedita al mittente. Il futuro del Messina rimane appeso ad un filo, come l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C, che Sciotto ha escluso ma alla fine potrebbe portare a termine entro la scadenza. Difficilmente però passerebbe per il salvatore della patria. I tifosi non lo vogliono più e ieri lo hanno confermato anche a Mannino. A questo punto l'unica strada percorribile è la ripresa di una nuova trattativa tra lo stesso Sciotto e Mannino, con esiti quanto mai incerti, anche se l'imprenditore torinese di origini palermitane ha dato la propria disponibilità rimanendo in città e con un'offerta maggiore, senza però svenarsi, pur di salvare il calcio a Messina. Del resto un club di Serie C, debiti e buonuscita compresa, non può valere 4 milioni di euro. Si è anche parlato della possibile ripartenza dai dilettanti, ma a questa soluzione nessuno vuole pensarci, Mannino e i tifosi in testa. Il TG è finito, grazie per l'attenzione a tutti, buona serata.